Avvetendo, e se toccava passava per strada. E ma era una cosa proprio bella, perché nostra mamma, per esempio, una volta, quando nostra mamma voleva dire guarda che bella tosetta, e ti fanno che bella tosetta finetta, fina e anche pulita, netta. Non come i ragazzi oggi che se le ragazze evolvono, si dice che se le ragazze evolvono, no? Quei con doppio airbag davanti in fianco alla partita. Lei era attenta soprattutto alla dieta, non mangiava niente, pareva una seghetta. Walter, sento che su dei seghette, ti imparerai presto, non ti preoccupare. Pareva un uccellino, una brizzelletta, a mangiare soltanto cose energetiche, cioccolata e noci di cocco e cioccolata, cioccolata e noci di cocco. E dopo cagava Bounty. Ma dico, ma non ti vergogni, ma non ti vergogni, Sì, col pillo qua, che sarebbe il pizzo però che ho detto in italiano. Mi raccomando che ti tengo anche a te. Ma io conoscevo a tutti, sito su Morosa ti... ecco, guardatela bene. E cosa fanno per me che lavora? E parlo di minatore, mi cerca la mia caverna. No, dicevo, che aveva una grande in Morosa, perché prima di incontrarsi bisognava fare che una gran corte. E mi ricordo che avevo regalato un neon. Un neon? Era un neon, ma... Sì, ciò. Che aveva era un gioiello che faceva paura. Parur, qua ho paura. Parura cosa? Parur. E che aveva una pietra di zafferano. Guarda, ed era tutta quanta grandinata e tempestata, guarda, niente, una roba. Perché è importante, quando che andavi a Catara Morosa, prima di tutto fare buone impressioni nei confronti dei geni taltori. Perché se dite conquisti è il fare e amare. A Tosa sei tua, sei fatta. Come si che dice il proverbio? Siete voi a Saresa, basa rama, siete voi a Tosa, basa mama. Infatti, mi ricordo che ne toccava passare che rutti tremendi di che cessi che vengo a casa piena di Sarese, i bracci lunghi come signe. E mi ricordo che ai tempi nostri non era niente tutta quanta sta bubana come oggi, spendi e spandi, ai tempi nostri bisognava fare molta economia. È un bene prezioso che non bisognava assolutamente sperperare, era l'acqua, messerente le parole l'acqua. Infatti noi altri che avevamo dei problemi, come dire, dal punto di vista igiene personale, se lavavamo a tocchi, un giorno la mano, un giorno la retta, un giorno la gamba, e parlavano e tutto voleva chiudere nei giorni. Però è il giorno che gli hanno andati a Morosa, ale, prendi e spandi, 3 litri di acqua, lava. Cosa si doveva fare? Lavo e sugo per piacere, lavo e sugo. E mi ricordo che se lavavamo rigorosamente dalla testa ai piedi, perché scomistiare da sotto vi assicuro a mezza acqua era un testo tremendo, e dopo essere bei lavai, infumatai, imborotaicai. Com'è che si chiama i maietti da sotto adesso? Cotone? No, lana fuori, cotone dentro, quei moderne. Qua è lì, noi altri che avevo che bei magliette di lana piccante, che quando che ti dei cavalli ti capisci come una carta geografica, no? E ti diceva Morosa, va in cerca del Borneo. E dopo, vorresti sì per la nostra mamma che teneva che andassimo in ordine, in giro a posto, puliti, netti. Infatti mi ricordo, le camicie erano di bianco, bianche proprio. Ma un bianco proprio, ma bianche proprio. Tu a camisa!
spegni quella camicia per piacere. Agnello, come ieri i coetti? Longhi e duri, come quello che vorrei che fosse Tito Moiere, però ultimamente. E dentro i coetti che andava anche all'este, e stecche, seria l'equivalente del Viagra oggi. Un riposo. Esatto. Nave con cravatte, mettete le cravatte? papillon, Là. Io mai vedo col foulard. No, è avuto Sempre verto, che si vede al petto villoso, che si vede al peo. Mica non avevo peo, mi sono comprato un tocco e mochetta nera. Perché tu sei che piace l'uomo maschio, che piace l'uomo unto, che piace l'uomo salsiccia, pecora, porseo dentro. Sì. E mi ricordo che, diciamo, dopo essere bei pronti si andava all'appuntamento. E si faceva un'operazione che forse non so se fa anche oggi, che era la prova dell'alito. Si fa oggi la prova dell'alito. Perché c'è un cimitero dei poastri in panza, ti fammi una carità. La prova dell'alito, La prova dell'alito si prende un amico compiacente e ti fa morire. No, dai. Si prende la mano a forma di cucchiaio, cucchiaio, tutta una parola, rente, l'aio, spussa. Forma vecchia. a seconda da che parte che ti aggiri. Ecco. Dico sei Celine Dion? Ascolta me, voluto fare a monarchia adesso. Ce l'hai la mamma? Sei una profuga. No, ma dove è tua mamma? Quella. E ascoltami, ma ti ha mollato là davanti da sola tua mamma? Non è che ti voglia tenere in braccio la tua mamma. Ora che siamo Erode. Il tuo papà, allora vai in braccio al tuo papà che ti tiene tanto stretta e non ti molla qua davanti a andare a fare in giro la Che ti moneta. fulmini. Non sei? Ah, sei Jessica. Jessica. Che razza di telenovela che ha visto tua mamma? È un nome normale, Maria, Luisa, Jessica. E allora, tornando a noi, si faceva questa operazione tipo aerosol. Allora, si avvicinava la mano alla bocca e era un'operazione, però il più delle volte non era l'alito, bensì era man che spussava. E fatta questa operazione si andava a cantare. Secondo me, non mi ricordo, niente, quando Flavio veniva a caparti, veniva man in man, Masco Orlando, cioè portava niente, qualcosa, un bel mazzo di cavolfiori. Dai, cosa ti portavi? Non portava niente. Peoccioso, basta guardarmi, sai? Peoccioso una volta, peoccioso le restate. No, dai, neanche dei dolci qualcosa. Le caramelle? Caramelle, sì. Le caramelle gli era un chiaro messaggio erotico. Intanto ciuccia queste che dopo vedevo. Oppure le portavi? I cioccolatini, i baci Perugina. Ah, vedi, perché i baci Perugina, la nostra generazione, gli era come il petting, c'era i preliminari. Scoviziavimo, scartando i baci Perugina. E finivimo ad esempio i bigliettini. Finiva là, chiuso, non si faceva niente, capito? Chiuso. Infatti mi ricordo che al primo appuntamento andavamo con molta attenzione, con molta educazione, con molta circospezione. E chi sei che mi metteva a porta? Pare, il quale pare mi accoglieva, ti ricordi, in modo fraterno, amichevole, disponibile.
Attento Moro! Io scambio il pane alla gabbia. Attento Moro! Se sapevo portavo via anche l'ombrello. Attento Moro! Portare casa a Tosa e Diese in punto! Daga preoccuparsi capo parole, perché se non batto ciodo, fra 5 minuti, a stessa casa! La roba che mi preoccupa di tutti adesso è il suo rapporto che ha col lavoro. Mi ricordo che noi altri, quello che già eravamo piccoli, no? E mi faceva di regali, io era propedeutico, c'era utili per il lavoro che saresti da fare domani. Mi ricordo sempre era il primo regalo che mi ha fatto mio papà. E mi ha regalato un canocciaro. E voleva che tu diventassi un noto astronomo, studiare le stelle. Allora gli era un messaggio, quel canocciaro che te vedi il secondo.
finiva là uno solo, capisci? Uno e basta. Per te ne regalava il Lego. Va a fare il muraro, corica, la malta, E per te ne regalava il meccanico in fabbrica, il piccolo chimico, perito, il trattore, il blechedeck, falegname, perché cammina. adesso va a casa, come fiore sarà come Walter. Sì. Va a casa che il piccolo è che siga. Ah, so che sì, ho avuto ascoltare il piccolo, ma fammi una carità, sa che sì. Il Siga Mega Drive, Master System, Game Boy, Joystick. Quello. altro che Ines, no. cosa vuoi che regala? Hai cosette una volta, cosa vuoi che gli regala? Una pignatea, una scoetta, un ferretto a stiro. Di cosa gli hai fatte i bambole una volta? Di pezza, con 2 L, pezza, che bella. E ti provo a regalare, come vedete già mi dico davanti, Sahara, ragazzi, madonna, è fine sabbia, regala Sahara, una bamboletta di pezza, o a pignateo, il ferretto da stiro, o a scuetta, tira Dio qua in testa, altro che! Adesso voi, Tania, la bambola che balla sul cubo, oppure, come si chiama che bamboletta bionda anoressica? Quella magra, lunga, A Barbie. Chi fa qua nel Veneto? Sì, fa qua a Vicenza, a Barbarano, no? Sahara. Quante Barbie gay? Quante Barbie gay? Neanche parlato. Quante Barbie ghetto? 5. Io in cassa integrazione tu pare. Poche. Solo, non sarà problemi. Sentiamo il fianco, standati. Quante Barbie? Come ti chiami te? Libia. No, sì, come ti chiami? Silvia. Serena. Senti come prima la Barbie, sì. Non va a cambiare nome. Quante Barbie gay, Serena? 7. Vedi, da più. Dove tuo pare? Questo è tuo pare. Che vergogna, dove è tuo? È là che cucina con Dodine. Fa tirare su Franco per pagare gli altri. E compra che non 7 lato Barbie, solo 7 poretta. No, sì, quante Barbie che sono? 10! Chi è il tuo padre? Vuoi vedermi fare? Dove è il tuo padre? Angelo! Chi si preparò le mesi e osside? 10 Barbie? Sì. Ma quante sarà? Uno smerdaro! Non sai neanche quante chiese? Un numero infinito! Più di 20! Cioè, ma che ce vai a... Perché se qua a me pare casualmente che sia sotto la media, ti sia abbondantemente sopra da... Ma che cos'è? Non è che ti chiami? Sì. Ma ste Barbie? Sì, nude crude. No! Che tutto quanto il corredo? Il corredo? Inte l'armarone? L'armarone? E dentro l'armarone che nella villa? Ah, la motoretta? Con la piscina? Il cavallo? E il cornstrudel? La macchina? E tutto quanto sto ben di Dio? A ste Barbie si gode da sole? No! Cattivo che anche il moroso! Anche il moroso? Giusto? Chi sei Come si chiama? Ken! Zio Ken? Ken del porco! Porco Ken! Ken! Che adesso, la Barbie ha che fa i corni a Ken. Davvero? I corni a Ken? Bobby! Cookie! Oh! Quello pieno di muscoli! Anche ti che sei? Lo sa tutti, con Big G! Con Big G! Quello pieno di muscoli, che muscoli qua! Muscoli qua! No, muscoli dappertutto, quel cuore che non matto a palestra al bar e il allena tutto. Big G le piene di muscoli perché che mangiare gli asteroidi anabolizzati! Caspita! Le diventa pieno di muscoli! Magna! Ma no, mi ricordo, i tosi una volta
anche avanti, per esempio, se contentaremo di niente, giocavamo per strada con niente, con una baetta, un quartetto, le figurine no, Roberto, anche al lavoro per esempio, perché abbiamo visto che Sisughi non serve a niente per il lavoro. Sì, che lavoro vorresti fare da grande? No, sono più passi come domanda. Da grande che lavoro vorresti fare? La parrucchiera. Tua mamma cosa fa? La parrucchiera, che fa il negozio proprio per me. Magari impresa. Ti? Questo in fianco, ti cosa vorresti fare da grande? Prima della mattina? Niente. Niente. Cosa fa dopo? Niente. Mentre ti segue Walter? Ti? Elettricista. Ti? Fotografo. Ti? L'attrice. Un smerdaro di attrici che fanno in giro. Quello lì là? Voglio fare l'attrice perché prendono smerdare di soldi. Tu dietro? Che sa questo fa che lavoro subito che lavoro. Che lavoro vuoi prendere? Di me, sì. Pizzaiolo! Sta parlando sconvolgente, perché la prima volta. Quello l'hai messo, devo sapere quello l'hai messo. Jeans da Red Look. Sì, Lilo. Dentista. Ma guarda che lavoro che lavoro vuoi fare da grande tu qua? Piccolo? Sì, che lavoro ho voluto fare da grande? Forse non sente parlare. Ecco, vabbè, comunque, volevo dire una roba stranissima, prima sera Abbiamo fatto 80 Jessica. Che abbiamo fatto? Ma che è Jessica? Cos'è Jessica? Jessica! Che lavoro vuoi fare da grande tu, Jessica? Anna Ilenia? Chi c'era Jessica? Se tre ore che fa? Lei era Jessica. Vabbè dai, Poeta. Quello che volevo dire, guardi, io ho fatto tantissime date a città, a tutti che facevano questa domanda e tutto questo test, e mai nessuno che ha avuto una concentrazione dei lavori normali come stasera qua a Villorba. Di solito i tosi vuoi fare adesso, vuoi fare dei lavori incredibili, vuoi fare i PR, vuoi fare i manager, e il marketing, e vuoi fare il DA. Mio figlio piccolo, l'altro giorno in mia casa, papà ho deciso che voglio fare il consulente globale. È il consulente globale, non so che vuoi dire. Ecco! E invece il grande, perché non sai chi parla, chi abbia un dialogo, chi dice no, mi va avanti Enrico, non sai chi dica o Paolo a fare questo, o Paolo a fare quello, no! O Paolo ho deciso mi voglio fare un lavoro alternativo, cioè un giorno sì, uno no. No. Mi sono buttato, no? Mi posso salare un 8, anche a 2, ma 3 no? Ricordate che c'è un tempo per lavorare e un tempo per riposare. Che colpa per me se parlo sempre il primo tempo? Capito? Che dopo bisogna stare attento anche a come che ti parli con questi todi, sì. Perché si ferma, si offende, ciò! Si insusta! Sì, ma! Non hai visto quanti che dopo si suicida, si impicca! È colpa sempre dei genitori, perché? Gli dà massa spago. Capisci? Non ti puoi neanche parlare. Questa è la realtà. D'altra parte si toglie che sono avuto se ne trova lavoro, perché c'è anche questo problema, magari qua a parti no, ma in certi posti per sicuro. Se non hai fatto. Se ne catta lavoro, se non hai fatto. Darai a spacciare? No, spacciare no. Darai a rubare? No, vai, Darai a fare i ladri? Te su comincia sera! Cosa c'entra i ladri? Siamo qua! Tra amici che parliamo del più del 6 dell'anno, come che ieri, come che saremo, questa che tira fuori i ladri! Cosa c'entra i ladri? Che sei venuto l'altro giorno a casa mia che ha fatto il disastro, che ha fatto il disastro! E ti ha portato via fuori tutto quanto? Wow, che siamo parenti che non avevo niente! Sei proprio là! Che ladro si inveina come la bestia! Quando non trova niente da rubare! È il ciappa che ti fa dei giocatori, sono portare la spacca dei giocatori, e il computer spacca il computer, e il CD spacca tutta quanta, e il CD e il telefono cellulare, sul telefono cellulare spacca tutta quanta il telefono cellulare, e stereo spacca tutta quanta stereo. Ma ti avevi detto che non avevi niente? Siamo parenti ma la nostra comunità che avevo.
Tutte. E dopo il cuore in cucina, se non trovo qualcosa che mi piace da mangiare, ciappa, spacca davanti alla cucina. Mi in frigo avevo 3 aragoste, 4-5 bottiglie di champagne. Cosa voglio? La scatoletta del don. Ciappa, spaccato davanti alla cucina. Dopo si è in camera da letto e si è montato dal letto, si è tirato le braghe che ne ha fatto una motta così. Un panettone, una motta, un sperdano proprio. La montagna. Ma ascolta me, e ti dovresti dirmi che uno da solo, Guarda che mo lavora 8 giorni, i Gimignu con cisterne, aspira sta roba, aspirava la camera e buttava in cucina, aspirava la cucina, buttava in salotto, aspirava la salotto, buttava in camera da letto, buttava la cameretta, buttava in studio. è un successo tremendo che da tuo Ma ormai. una roba tremenda. I Gimignu carabinieri a controllare, ma quando ieri 7-8? Dopo che ha controllato bene impronte, e che ha fatto l'analisi del DNA, uno solo. Uno solo se riuscivo a fare questa roba qua. E 8 tempo che non arriva pulizia, che non suona l'allarme, uno le ganca, e il tempo e il sangue freddo di andare in camera da letto, saltare in letto, cavarsi le braghe e fare una montagna così. Ma io di carabinieri che grazie a tensione nervosa, ha sempre pronta in ponta. E tanta anca. L'unico sistema di deve stare che una carta sul letto. Sì, considerato che io sei senetta, no, scusami. Una carta da 100 delle mie, 200 delle mie, 300 delle mie, un aiuto, capito? Anche staria anche Da tangente. E mi sono che ti dico, che noi avanti dobbiamo ritornare in Rio, fare un passo in Rio. Bisogna recuperare quelle che sono le nostre vere radici, le raisi nostre. Bisogna recuperare dai nostri vecchi, Sì. che sono venuti prima di noi, che ne aperto una strada. Figlia, da cos'è che ti capi esempio? Da tuo pa? Silvia, pare. Silvia, dite tu esempi da tuo Pare. E tuo pare da tuo mare. No, da tuo no. Nonno, e tuo nonno da tuo bisnonno, e tuo bisnonno da tuo trisavo, e tuo trisavo da tuo quadrisavo. Ma una famiglia manco numerosa, non si può incatarla, No, volevo dire che è importante di assimilare quello che ne sa i nostri nonni, i nostri vecchi, i quali che ne sanno la legge non scritta, orale, che ne costituisce da tante piccole perle di saggezza per andare di bocca in bocca, che si chiama i proverbi. Dai! Conosci qualche proverbio, dei vostri qua? Un proverbio... Dai, primo che mi viene, dai, tu time. Con l'acqua tocca il culo, si impara a nuotare. Organista, no, e ora... Un altro, dai. Ro. Che ho fatto il culo, è strumento, se vuoi fare qualcos'altro. Rosso di sera, Berlusconi si dispera. Chi la fa la spussa. No, aspetti, la spussa. Senti questo, quando l'uomo gestima è il pol pisare in letto e dir che il gas sua. A chi nasce sfortunato, a che piove sul cuoio a star sentà. Perché tutti i nostri vecchi, in negà sai i proverbi, ma se la porta via skai. E noi altri in che condizione lei sta? In braghe de terra! Però ricordate sempre che bisogna sempre avere 5 skai de mona in scassè.